Vittorio Veneto si aggiudica la Dunata Triveneta degli Alpini del 2018. Nella tarda mattinata di oggi la votazione dei 25 rappresentanti delle sezioni coinvolte, tutti convocati a Bolzano. E la città altoatesina era l'altra candidata alla sfilata del centenario della vittoria della Grande Guerra. Ed è stata questa la carta vincente per i trevigiani rispetto ai bolzanini. Però alla fine poi hanno ceduto il passo a noi per varie motivazioni, ci hanno anzi sostenuto e incoraggiato. Un'assegnazione che aveva tenuto col fiato sospeso la città della vittoria, ottenuta alla fine senza contrarietà. Tutti i 24 presidenti sono dichiarati favorevoli, quindi non c'è stato modo poi di tirare conclusioni diverse. 24 su 25 perché la sezione di Vittorio Veneto si è diplomaticamente astenuta, già comunque pronta ad affrontare la marcia verso l'estate 2018, dopo aver ricevuto le consegne dalla Val di Chiampo che organizzerà la Triveneta del prossimo anno. Il problema principale, di là anche dell'impegno e delle risorse umane, indubbiamente è l'impegno finanziario. Oggigiorno promuovere una manifestazione di questi livelli a costi di esercizio notevoli. Oltre 100.000 gli arrivi previsti non solo di alpini o simpatizzanti, ma anche dei tanti che onoreranno i caduti in guerra. Un impegno logistico importante, ma gli alpini vittoriesi sanno di poter contare sul sostegno organizzativo di tutta la Marca e non solo, così come viene garantito a Treviso per la Donata Nazionale di maggio. Treviso alla grande, la Donata del Piave che si concluderà appunto con la sfilata, la mega sfilata a Treviso, che poi è anche il viatico per la nostra poi successiva Donata del Triveneto. Quindi completeremo questo triennio di celebrazioni, credo alla meglio e alla grande.